Se parli si sente perché siamo in diretta. Siamo in diretta. Mamma e mamma non voglio faticare più, non voglio faticare più. Questa terra ascoltare a mele lucella, mamma e mamma non me ne affida più, mamma e mamma non voglio faticare più. Voglio fumastiere, ro presidente, mamma e mamma, mamma e mamma, non voglio faticare più. Mamma e mamma, non voglio faticare più. Questa terra a scotogliare mele e lucelle. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti a questo incontro. Oggi si celebra la giornata internazionale dei diritti umani. La nostra associazione ha pensato di presentare questo documento che noi abbiamo elaborato dopo una serie di incontri a partire dal 12 novembre, quindi vi ricordo l'iniziativa pubblica del 12 di novembre, nella quale abbiamo preso appunto l'impegno di arrivare al 10 dicembre con una proposta, perlomeno iniziale, a elaborare una proposta che sia base di discussione tra le persone, le organizzazioni, per arrivare poi a sottoporre al nostro Consiglio regionale una proposta di cambiamento, cioè una proposta che abbia al centro quelle richieste fondamentali che riguardano i diritti delle persone, il diritto alla salute, il diritto alla salute mentale, il diritto al lavoro, alla casa. E con noi, attraverso questo documento che adesso vi leggerò, apriamo una stagione di impegno, una nuova stagione di impegno che porti intanto ad una visione politica decisamente differente sulle questioni che noi affrontiamo quotidianamente. E poi che ci veda insomma tutte unite, tutti uniti nel portare avanti le nostre rivendicazioni.
Dopo l'assemblea pubblica del 12 novembre, dalla psichiatria repressiva e custodialistica alla salute mentale comunitaria, presentiamo un documento aperto sulle politiche di salute mentale, finalizzato a favorire l'aggregazione il più ampia possibile di quanti in esso si riconoscono, con l'obiettivo di migliorare il livello dell'assistenza e il benessere della comunità. Noi intendiamo la salute mentale non come sinonimo della parola psichiatria, ma in un'accezione molto più ampia, che collega il benessere individuale con il tipo di funzionamento della società in cui vive. Una società orientata alla solidarietà e all'inclusività avrà ripercussioni ben diverse rispetto a quella fortemente competitiva, selettiva e repressiva. La nostra attenzione perciò non si focalizza principalmente sulla persona in quanto malata, ma sulle condizioni che favoriscono buone relazioni tra i cittadini e con le istituzioni. Consideriamo la guerra e tutto ciò che ad essa porta come l'antitesi della salute mentale, in quanto interrompe totalmente una quotidianità dedicata al prendersi cura gli uni degli altri e concentra tutte le risorse per la distruzione del nemico, con grande spregio della vita umana. Le numerose atroci guerre in aumento in tutti i continenti denotano l'incapacità mondiale di gestire i conflitti con il dialogo in un contesto quasi totalmente privo del diritto internazionale. L'impegno per la pace è la nostra priorità assoluta, consapevoli che la guerra inizia con l'uso di un linguaggio aggressivo finalizzato non a comprendere le ragioni dell'altro, ma alla sua eliminazione. Esiste una stretta correlazione fra la qualità delle relazioni interpersonali, il linguaggio della politica e le relazioni internazionali. Il peso di ogni guerra è sempre pagato principalmente dalle classi più deboli e rafforza il potere dell'elite. Vedi la poesia di Trilussa sulla guerra del 1914 nella splendida recitazione di Gigi Proietti. Nella giornata mondiale dei diritti umani abbiamo individuato i settori in cui nella nostra società la dignità e i diritti delle persone vengono più spesso calpestati. La psichiatria adulti, la psichiatria dell'infanzia e adolescenza, le dipendenze da sostanze, internet, gioco d'azzardo, le REMS, le residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezza, le RSA, le residenze sanitarie assistenziali, e le varie strutture per gli anziani e le persone non autosufficienti, il carcere e i CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Tali settori sono accomunati in misura diversa dal potere incontrastato dell'apparato istituzionale rispetto alla persona, dall'impossibilità di verificare dall'interno il rispetto della legalità e dell'umanità. Si tratta in pratica di necessarie discariche delle nostre società, sempre più intolleranti e repressive, verso ogni forma di devianza, tra le quali rientra sempre più anche la povertà, intesa come una colpa. Vedi la teologia della prosperità, soprattutto negli USA, e l'aporofobia che si va globalizzando. Assistiamo pressoché impotenti alla diffusa follia autodistruttiva dell'umanità, sostenuta da politiche belliciste che si propagano pericolosamente tra i vari governi, che riflettono, almeno in parte, le società che li esprimono, società in cui i legami sociali si sono alquanto rarefatti
e dove l'uso del linguaggio favorisce la contrapposizione piuttosto che la ricerca di possibili convergenze. Da qui il crescente fenomeno della solitudine, della paura e della violenza etero e autodiretta. In Italia abbiamo una media di 10 suicidi al giorno, nel mondo ben 2000. Le nostre radici sono nel movimento di liberazione basaliano, che negli anni 60 e 70, partendo dalla lotta contro i manicomi, finì per rappresentare tutte le battaglie contro ogni tipo di oppressione per una società più giusta e tollerante. Tali temi sono rilanciati anche da giovani studiosi che approfondiscono l'importante filosofia e antropologia di Basaglia, Rotelli, Borgna e molti altri per una radicale trasformazione della psichiatria. Aderiamo alle iniziative per un passaggio dalla società del profitto e della performance alla società della cura. Le proposte che avanziamo nei vari settori sono accomunate dal rifiuto di qualsiasi ideologia predefinita e partono dalla vita reale delle persone che subiscono quella violenza istituzionale. Assistiamo alla crisi delle democrazie e perciò occorre attivare iniziative e lotte che dal basso pressino i rappresentanti delle istituzioni a svolgere l'unico compito per cui sono stati eletti: migliorare le condizioni di vita e il benessere di tutta la popolazione, come recita l'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione politica, economica e sociale del Paese. Assistiamo invece, ovunque, alla crescita esponenziale delle disuguaglianze. Prima di affrontare la situazione regionale, vogliamo riportare sinteticamente alcuni passaggi del recente documento approvato dalla Commissione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 novembre del 2024, che indicano le linee da seguire nelle politiche di salute mentale e che facciamo nostre. Il Comitato Economico Sociale Europeo sostiene lo sviluppo di sistemi di salute mentale basati sui diritti umani, incentrati sulla persona, orientati alla ripresa e fondati sulla comunità, che diano priorità alla emancipazione e alla partecipazione attiva della persona al proprio recupero, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita delle persone affette da patologie mentali e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e concentrandosi sui bisogni di gruppi specifici e vulnerabili. Occorre mirare all'empowerment degli utenti dei servizi, aiutandoli a svolgere un ruolo attivo nella coprogettazione dei servizi e del proprio percorso di cura, assumendone consapevolezza e responsabilità, nonché monitorando costantemente gli standard di qualità e di rispetto dei diritti umani nei servizi. I professionisti e i servizi devono, secondo un approccio centrato sulla persona e sui suoi bisogni reali, sostenere e aiutare le persone a riprendere in mano la loro vita andata in frantumi, nella loro realtà di vita, senza sradicarle dal territorio di appartenenza e dai propri affetti, riaprendo il loro incontro con la vita reale,
fatta di relazioni, opportunità e scelte. Di oggetti reali, come la casa, un reddito, il possesso di cose utili, il corpo stesso, che non sono riprodotti dalla cura di per sé, sono loro, al contrario, che permettono ai trattamenti di avere significato, direzione e bellezza. I luoghi della cura dovranno essere luoghi aperti tutti i giorni, attraversabili, accoglienti e belli, luoghi di relazione e mediazione, motore e regia dei percorsi di cura e di inclusione sociale nella comunità locale, percorsi unici, individuali, complessi, per una ricostruzione del significato, del potere contrattuale e del benessere, destinati a fornire un'assistenza rispettosa e dignitosa, ad essere casa, luoghi aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Da qui parte il lavoro verso un determinato territorio con una popolazione definita, non superiore a 80.000 abitanti, in cui entrano la città e i suoi gruppi formali e informali, li attraversano, li trasformano, dove soprattutto le persone in crisi devono trovare risposte e, se necessario, anche un'accoglienza prolungata, anche notturna. In funzione della scelta delle persone si ritiene che questa appare un'esperienza già presente, che le convivenze, un'accoglienza prolungata anche notturna in funzione della scelta delle persone, si ritiene che questa appare un'esperienza già presente, che le convivenze che comprendono servizi generali, quali alloggi sociali, con un numero ridotto di utenti, 1 massimo 5, e le case famiglia, 3 massimo 5, devono essere sempre più organizzati in abitazioni residenziali all'interno dei paesi e dei quartieri cittadini, dove si vive una vita quotidiana vitale, dove si può uscire liberamente e partecipare alla vita comune, dove nella normalità dell'agire quotidiano si può acquisire storia, fiducia, capacità di scelta, possedere oggetti, riappropriarsi di un tempo e di uno spazio, moltiplicare le opportunità, vivere la normalità della vita come qualunque altro cittadino. Non è necessario ripetere qui la grave inadeguatezza dei servizi di salute mentale, che pagano, oltre la perenne scarsità di risorse, il trend ultradecennale verso la privatizzazione della sanità, le riforme e controriforme cui abbiamo assistito in Sardegna nell'ultimo decennio. Anche l'attuale giunta regionale, dispiace dirlo, non ha finora dato segnali di volersi impegnare nel campo della salute mentale, se non con la delibera numero 56 del 29 ottobre, che istituisce il tavolo tecnico regionale, legato però al Centro regionale per la salute mentale e le dipendenze e al Dipartimento regionale della salute mentale e delle dipendenze, che non esistono, che ancora non esistono. Eppure, già nel nostro primo incontro con l'assessore, avvenuto l'11 giugno del 2024, avevamo indicato e richiesto la ricostituzione della Commissione regionale salute mentale come assoluta priorità per realizzare incisive politiche regionali di salute mentale. Come indicato nel documento del CESE, noi ci riconosciamo da sempre nel modello comunitario di servizi a centralità territoriale e non ospedalocentrico, cosiddetto modello Trieste, dove il centro di salute mentale, perno di tutto il percorso di assistenza, è aperto 24 ore, 365 giorni all'anno, con possibilità di ospitare di ospitalità diurna e anche notturna.
Non quindi la malattia, ma la persona, la sua soggettività e la sua storia personale, familiare e sociale costituiscono il focus di tutti gli interventi che vedono sempre la reale integrazione sociosanitaria orientata verso un recupero che non si concentri solo sulla cura farmacologica, come purtroppo avviene, e l'eliminazione dei sintomi, che non sempre si eliminano, ma che vada oltre, cercando di aiutare chi ha un disagio psichico e a riappropriarsi della propria vita, accompagnando la persona in un percorso di ricerca di senso e nell'affermazione di sé lungo i principali assi dell'esistenza, dal lavoro ai rapporti affettivi alla casa. Serve sottolineare che la nostra regione ancora non è stato normato il budget di salute, strumento fondamentale per avviare efficaci percorsi di ripresa, specialmente nei casi più gravi. Per quanto riguarda i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, riteniamo che si debba andare verso il loro progressivo superamento, contestualmente all'attivazione dei centri di salute mentale sulle 24 ore. Per quanto riguarda l'unica REMS, Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, presente in Sardegna, riteniamo necessaria una revisione della sua organizzazione interna, spazi di socialità interna ed esterna e coinvolgimento attivo delle persone in misure di sicurezza. Chiediamo l'ampliamento della pianta organica, prevedendo quelle figure professionali, psicologi e terapisti della riabilitazione psichiatrica in numero assolutamente necessario, senza le quali, unitamente al lavoro congiunto e continuativo con i servizi di salute mentale di riferimento, è impossibile quel percorso riabilitativo intensivo che restituisca competenze, consapevolezza e responsabilità, evitando il prolungamento della misura di sicurezza in regime di internamento. Condividiamo inoltre la richiesta di revisione degli articoli del Codice Rocco relativi all'imputabilità, alla capacità di intendere e volere e alla pericolosità sociale automaticamente legate alla salute mentale. Sul carcere l'Italia è stata più volte sanzionata dalla CEDU per la violazione dei diritti umani legata al sovraffollamento. Oltre 60.000 unità su una capienza di 40.000 unità, con un'alta percentuale di persone con vari tipi di dipendenza, di pazienti psichici e migranti, con l'emergenza dei suicidi sia dei detenuti che del personale di polizia penitenziaria gravemente carente. È doloroso ricordare che l'articolo 27 della Costituzione prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È necessario quindi un intervento dalla Regione Sardegna che garantisca il pieno rispetto dei principi costituzionali nei nostri carceri, oltre a migliorare la vivibilità all'interno dei carceri, sia per i detenuti che per gli operatori penitenziari. Vanno garantite alle persone con disturbo mentale o dipendenza in misure di sicurezza, le cui condizioni di salute sono incompatibili con il regime detentivo, le misure alternative previste dal nostro ordinamento. Sull'unico CPR presente sul territorio regionale, chiediamo un impegno della Giunta regionale e del Consiglio regionale per la chiusura immediata di questo luogo di carcerazione di persone migranti, private della libertà personale per un illecito amministrativo, non hanno commesso nessun reato, in quanto sprovviste di permesso di soggiorno. Luogo disumanizzante, disegnato per essere patogeno e psicopatogeno in sé, in cui sono costantemente, drammaticamente violati i diritti umani.
A fronte dell'attuale drammatica situazione, assumiamo come ASAP, ma insieme a noi tante altre organizzazioni, l'impegno di promuovere per il prossimo anno una conferenza regionale autogestita sulla salute mentale. Benvenuti a tutte e a tutti. Cosa aggiungere? Credo che avendo letto il documento ci sia un pochettino tutto. Niente, a livello personale credo che il sottoscritto, come tanti altri, debba fare ogni giorno una lotta impegnativa per non lasciarsi andare all'indifferenza o al sentimento di impotenza depressivo. Per cui noi nel nostro piccolo stiamo reagendo a questi rischi e rilanciandolo. Con questo documento in pratica abbiamo lanciato a noi stessi una sfida per vedere se in Sardegna, come anche nelle altre regioni, esistono tante persone e tante esperienze belle e positive, per cui ci proponiamo di dedicarci molto l'anno che sta per entrare a funzionare un po' da collante, da legame per scoprire, mettere insieme e legare in qualche modo tutti quelli che credono ancora che si possa migliorare la società in cui viviamo e soprattutto attivarci dal basso, perché la nascita anche dei vari comitati per la salute, per l'ambiente, contro la speculazione eolica, eccetera, denotano che la popolazione non è per niente soddisfatta di quello che i nostri governanti stanno facendo. Facciamo scendere un velo pietoso sulle ultime vicende della giunta regionale con le dimissioni dell'assessore regionale, ma abbiamo scritto nel documento, noi l'abbiamo incontrato la prima volta l'11 giugno del 2024 e a fronte di un'accoglienza squisitamente accogliente, però è passato un anno e mezzo e l'unica cosa che ha fatto è quella delibera della giunta regionale che in pratica non cambia niente. Per cui, essendo così insoddisfatti a tutti i livelli di quello che i governanti fanno per migliorare le condizioni di benessere di noi cittadini comuni, sentiamo la necessità di rilanciare, quindi di dire se aspettiamo che chi deve fare le leggi buone, chi deve garantire i principi costituzionali lo faccia senza che dal basso ci sia un'attivazione, un impegno, una lotta, non verremo mai soddisfatti. Quindi bisogna, secondo me, ricalarci tutti in quella mentalità, in quell'atteggiamento che ha portato poi alle grandi riforme degli anni 70, che non sono piovute dal cielo, ma vengono da un impegno molto costoso di tante persone che si battevano per una società migliore. Quindi noi nel nostro piccolo ci proponiamo l'anno prossimo, magari se ci riusciamo, di fare anche iniziative un po' sparse per la Sardegna al mese, in modo da arrivare a mettere insieme le forze necessarie per fare questa conferenza regionale sulla salute mentale. E sarebbe bello riuscire, se non l'anno prossimo, nei prossimi anni, a realizzare questo movimento sardo per la salute mentale, che nella nostra concezione della salute mentale non ci limitiamo all'assistenza psichiatrica, perché come è successo negli anni 60 e 70, l'esperienza basaliana di cui l'Italia deve essere orgogliosa, ha fatto sì che la lotta che è partita da liberare tra gli oppressi, i più oppressi e gli ultimi, quelli invisibili e senza voce, poi è diventato in qualche modo l'emblema di tutte le lotte per liberare gli oppressi. Ecco, questa concezione della salute mentale in cui ci ritroviamo, e penso che non siamo i soli, possiamo mettere su un movimento che faccia pressione e che soprattutto dia anche un senso alla nostra vita, al nostro impegno. Prima di passare la parola a Vitto, vogliamo leggere una testimonianza. Vogliamo leggere una testimonianza di una familiare, di una
una persona, un minore, con un problema di ADHD. Il documento chiaramente è un primo strumento di partenza, ma lo dobbiamo completare anche con l'aiuto di altre organizzazioni su temi fondamentali, quali ad esempio la salute mentale dei minori, che anche quella, come la salute mentale degli adulti, sta attraversando una situazione veramente difficile, ma estremamente difficile per i bambini, per gli adolescenti, per le famiglie. Quindi ci è arrivata sulla mail questa testimonianza di questa mamma che noi consideriamo estremamente importante per comprendere veramente che cosa significa vivere una difficoltà senza il sostegno adeguato dei servizi. Mi chiamo Maria Rita, sono la madre di una giovane ragazza maggiorenne affetta da disturbo di personalità borderline. Intendo fornire la presente testimonianza in merito alla situazione di salute di mia figlia e alle enormi difficoltà riscontrate nella gestione familiare e nelle relazioni con i servizi sanitari del territorio. All'età di 15 anni mia figlia ha manifestato i primi segnali di disagio fisico ed emotivo e per tali motivi è stato necessario il primo ricovero in neuropsichiatria infantile per un sospetto di disturbo alimentare. Dal compimento della maggiore età è in cura presso il centro di salute mentale di Quartu Sant'Elena, dove nel 2015 le fu diagnosticato il disturbo borderline di personalità. In tutti questi lunghi anni, come genitori, ci siamo spesso trovati a gestire in prima persona le problematiche di salute psichiatrica di nostra figlia, affrontando quotidianamente situazioni gravi e complesse. In diverse occasioni è stato necessario chiedere l'intervento urgente del 118, dei servizi sanitari e il supporto medico specialistico, in quanto le risorse familiari non potevano essere sufficienti e idonee a contenere e gestire situazioni di estrema criticità. Gli aiuti ricevuti dagli enti competenti sono stati una lunga serie di ricoveri in neuropsichiatria infantile e successivamente in SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Tali interventi si sono rivelati utili ai fini del ricovero stesso. I benefici riscontrati sono stati di breve durata e al rientro in famiglia si sono sempre ripresentate le medesime problematiche di salute legate al disturbo diagnosticato. Preso atto di ciò, nonostante il nostro costante impegno, attenzione, pazienza e supporto nel sostenerla, la gestione quotidiana delle sue crisi emotive, dell'impulsività, delle difficoltà nelle relazioni interpersonali, dei momenti di intesa, sofferenza e delle condotte malsane, si è rivelata estremamente complessa e inefficace. Tali difficoltà da entrambe le parti hanno spesso generato il peggioramento delle situazioni stesse, sfociando in comportamenti disfunzionali e di forte instabilità per tutto il contesto familiare. Questa responsabilità genitoriale ha comportato un significativo carico emotivo ed organizzativo, spesso aggravato dalla difficoltà di reperire dai servizi sanitari di competenza territoriale informazioni, strumenti e sostegno adeguati. La gestione di tali problematiche senza un supporto e un accompagnamento strutturato ha generato in noi senso di solitudine e incertezza, evidenziando l'importanza
di interventi più concreti e accessibili per le famiglie coinvolte. Dopo una lunga ed estenuante richiesta da parte nostra affinché nostra figlia potesse essere inserita in una comunità riabilitativa, nel 2019 finalmente si ottiene il suo ingresso in una struttura adeguata ai suoi bisogni terapeutici. Questo passaggio, seppur complesso, ha rappresentato per noi genitori un momento di sollievo e di speranza, dopo anni di estreme difficoltà, spesso oltre le nostre sole possibilità. La permanenza in comunità durò 2 anni e permise a nostra figlia di intraprendere un percorso strutturato e supportato da professionisti competenti e a noi genitori di ritrovare un minimo di equilibrio, pur continuando a seguire con attenzione e partecipazione ogni fase del suo trattamento terapeutico. Al rientro dalla comunità, per un breve periodo si notarono miglioramenti significativi e cambiamenti positivi nel comportamento di nostra figlia. Tuttavia, con il passare dei mesi, tali progressi si attenuarono progressivamente, fino a lasciare spazio al ritorno delle stesse dinamiche comportamentali che avevano reso difficile la gestione familiare prima dell'ingresso in comunità. Questo carico enorme di stress emotivo e gestionale, protratto per un lungo periodo, ha avuto anche un impatto rilevante sulla mia salute. Secondo quanto riferito dal mio neurologo, proprio questa condizione di pressione e preoccupazione costante avrebbe contribuito all'insorgenza di una malattia autoimmune di natura neodegenerativa, la sclerosi multipla. Si è trattato di una diagnosi ulteriormente aggravato la nostra situazione familiare, riducendo le mie capacità fisiche e psicologiche di far fronte in modo adeguato e continuativo alle crisi comportamentali di nostra figlia. In seguito a questa diagnosi, nostra figlia ha faticato ad accettare la nuova situazione. Il fatto che la mia condizione di salute richiedesse maggiore attenzione e cure ha generato in lei la percezione di essere stata messa in secondo piano, come se non fosse più lei al centro delle preoccupazioni familiari. Tutto ciò ha contribuito a un peggioramento di clima domestico e del quadro clinico di nostra figlia. Nello specifico, il peggioramento si è manifestato in un ulteriore irrigidimento delle sue reazioni emotive e comportamentali. Per tali motivi si è reso necessario prendere nuovamente in considerazione il reinserimento di nostra figlia in una comunità terapeutica. Anche in tale circostanza il servizio sanitario di riferimento ha posto numerosi ostacoli, tergiversando sulla possibilità di un nuovo inserimento. Tale atteggiamento ha ulteriormente aggravato una situazione già complessa, lasciandoci a lungo senza un supporto concreto e rallentando l'avvio di un percorso necessario e urgente. Attualmente nostra figlia si trova inserita in una comunità riabilitativa da marzo 2025. Tuttavia a breve è prevista la sua dimissione e ciò rappresenta per noi motivo di profonda preoccupazione, in quanto, avendo già sperimentato in occasione della sua precedente uscita dalla struttura, quando il rientro in ambiente domestico possa rivelarsi critico e difficilmente sostenibile, sia per lei che per l'intero nucleo familiare. Attraverso questa mia testimonianza vorrei dare voce a tutte le famiglie che vivono situazioni analoghe legate alla salute dei propri figli e dei propri cari. Famiglie
che spesso in silenzio affrontano situazioni drammatiche che inevitabilmente generano carichi emotivi enormi, spesso impossibili da sostenere, senza strumenti adeguati e con un sostegno istituzionale quasi mai tempestivo o sufficiente. Queste realtà incidono profondamente sulla vita di ogni componente del nucleo familiare, mettono a dura prova la stabilità emotiva, la salute, il lavoro, le relazioni e la dignità personale. Per mia figlia e per tutte le persone che vivono quotidianamente l'impatto della malattia mentale in famiglia, ritengo fondamentale e doveroso che i servizi sanitari e sociali prendano in seria considerazione l'urgenza di attuare interventi coordinati e responsabili per tutelare il benessere e garantire la sicurezza e l'equilibrio di tutte le famiglie coinvolte. La salute mentale non può essere lasciata al caso, né sulle spalle delle famiglie. Occorrono risposte rapide, soluzioni abitative adeguate, sostegno psicologico e una presa in carico integrata e competente. Proteggere i più fragili e sostenere chi se ne prende cura quotidianamente rappresenta una priorità indispensabile, un impegno concreto e imprescindibile affinché nessuno si senta solo con un peso enorme da sostenere. La presente testimonianza rappresenta fedelmente la veridicità dei fatti. Maria Rita di Quarto. Vito, danza. Ecco, Vito, danza. Dopo. Scarbugliarsi. Sì, buongiorno a tutti intanto. Io in questa situazione che è diciamo tutta sarda rappresento qua il Coordinamento Nazionale di Salute Mentale di cui l'UNASAM è soggetto molto attivo, così come anche l'ASA, e quindi per mantenere questa continuità tra il Coordinamento Nazionale e diciamo il movimento che si sta creando in Sardegna. Questo perché il documento presentato da Gisella è un documento che alla fine conclude puntando a una conferenza nazionale, regionale sulla salute mentale, che è una delle proposte che si è anche discussa nel Coordinamento Nazionale, che in ogni regione d'Italia si possa
fare una conferenza autogestita di salute mentale. Ora vi ricordo solo che il coordinamento nazionale ha fatto 2 grosse conferenze nazionali autogestite, una nel 2024 e l'altra nel 2019. Sì. E quindi molto utile, molto partecipante, con tanti soggetti collettivi, associazioni, familiari, utenti, eccetera, società civile, circoli ARCI e così via. E c'è stato quindi questa continuità. Ora devo dire e riconoscere che la Sardegna con Gisella, Sandro e tutto l'ASARP sono tra i primi che attivano una conferenza regionale autogestita e che secondo me è una strada giusta, quella delle conferenze regionali, per attivare le risorse, le forze locali che ci sono e che possono in qualche modo contribuire al cambiamento. C'è questa questione che io ho letto sul documento. Si potrebbe, qua io non voglio farla lunga, quindi vi dirò solo 2 o 3 cose, perché io questo fenomeno la vivo quasi come una sorta di conferenza stampa, di presentazione del documento dell'ASAP. E quindi non mi soffermerò su alcune cose, però una cosa la voglio dire, anzi 2 cose la voglio dire. Una, intanto l'intervento della signora di prima, Giampiera, credo, crede che è quasi da manuale in negativo di come funzionano le cose in Italia sulla salute mentale. Una persona giovane, disturbo e sofferenza mentale più o meno severa, io non conosco quella situazione specifica, quindi non mi addentro nella situazione, anche perché mi mancano una serie di notizie, eccetera. Però è abbastanza, come dite, paradigmatica di come funzionano le cose. Una persona si ammala giovane, la famiglia si devasta perché le famiglie non sono attrezzate per far fronte a situazioni di questo genere, i servizi rispondono poco e male, la scorciatoia è la comunità terapeutica e il risultato poi la signora alla fine di un percorso l'ha definito, quindi si ritorna di nuovo come prima, poi si ritorna in una nuova comunità terapeutica, perché quelle che manca al centro sono i servizi. E i servizi significa quando Basaglia diceva gli fu chiesto da Zapoli, lei è più interessata al malato o alla malattia, la classe storica dei giardini di Abele, lui disse, ovviamente senza esitare, ovviamente al malato. Ma questo che cosa significa nella fattispecie? Che o si smette e si cambia nel modo che le istituzioni, e quando dico istituzioni, una volta si dire istituzione significava il manicomio nella salute mentale. Oggi che il grande manicomio è stato chiuso, istituzione significa altre cose, quindi sono diventate istituzioni. Diceva Sergio Pino, ogni cambiamento, una cosa una volta realizzata, diventa essa stessa subito istituzione. E quindi diventa subito una cosa da superare nel momento in cui si crea. Ora, noi abbiamo creato tutta una serie di cose in questo paese, a partire dalle comunità residenziali, a finire agli SPDC, e a finire oggi alle REMS, e così via, creati dalla salute mentale. E però tutti questi contenitori significa perdere l'attenzione da focalizzare, diciamo, sulla persona piuttosto che sulla sua malattia. Questi contenitori sono per le malattie, non solo per i malati, sono per le malattie. E allora questa cosa qua va smantellata, va in qualche modo superata, eccetera. Io su questo faccio finito e volevo soltanto aggiungere una cosa. La figlia della signora aveva una giovane adulta, perché maggiorenne, da quelli che ho
ho capito. Però il problema molto più grave, più grosso che oggi sta succedendo, moltiplicato, sono i minori. Salute mentale ai minori. Ora vi faccio solo un esempio. Negli Stati Uniti sono i minori, quindi i bambini e minori al di sotto dei 15 anni, sono oltre 10 milioni le persone, i bambini in trattamento con psicofarmaci. 10 milioni negli Stati Uniti, su 300 milioni che sia la popolazione statunitense. Questa cosa che è partita dagli Stati Uniti, poi piano piano è arrivata pure in Europa, è arrivata pure in Italia. Oggi sempre di più i minori hanno come risposto a un loro disagio, che sicuramente è una forma di disagio, di sofferenza, ma non è una malattia. Viene curato come se fosse una malattia a mo' di psicofarmaci, con tanti psicofarmaci. E questa è una cosa che li avvia, come diceva qualcuno, da bambini a una carriera psichiatrica. Bambini che vengono avviati sin da piccoli a un percorso di futuro di pazienti psichiatrici. E questo sarà un dramma, è un dramma e sarà sempre di più un dramma se su questa cosa non ci si pone mano. Una volta si diceva, ogni regione aveva il suo modo di dire, c'era per esempio, ricordo, dalle mie parti, che sono di origine salernitana, e si diceva il fuoco, c'è il ballo di San Vito, il fuoco addosso. In Emilia Romagna si diceva il bambino con l'argento vivo, e così. Ogni regione poi diceva che cosa? Quelle che poi i tecnici, gli psichiatri, i neuropsichiatri infantili hanno definito come forme di ADHD, cioè di forme di iperattività. Cioè il bambino un po' più sveglio, più attivo, era intollerabile, cioè non veniva tollerato. In qualche modo doveva essere subito stoppato, riportato a un livello, non si capisce bene di che cosa, doveva essere sedato immediatamente. E guardate, questa è una cosa che, se ci pensiamo, oggi, giornata mondiale dei diritti umani, è una cosa inumana, non è una cosa umana. Allora, questa questione dei minori in qualche modo va affrontata. Io ho letto l'altro ieri, credo che sia stata in questi giorni, licenziato un decreto legislativo per l'istituzione di una task force parlamentare, quindi come si chiama, le commissioni IES, sulla salute mentale dei minori, fatte da parlamentari sia di Camera che di Senato, proprio le commissioni IES, che devono studiare, c'è tutto l'elenco, se i minori stanno bene o stanno male, come stanno, eccetera. Ora, arrivare a fare una commissione di IES su una cosa di questo genere significa semplicemente perdere tempo ulteriore. E significa ancora, ma come in particolare questo governo, bisogna dire, sono diventati maestri a spostare sempre l'attenzione sulle cose, a non fare neanche il muro di gomma, per cui su una cosa, su un problema che i cittadini pongono, di stare almeno zitti. No, rispondono con una cosa che è un rinvio, ed è sistematica questa cosa, e così sta succedendo su questa questione dei minori, ma della salute mentale più in generale, tralascia tutto quello che sta succedendo negli ultimi 2 anni nella salute mentale. Io dico bene, io sono un ospite qua, non sono sardo, e quindi la questione della conferenza autogestita è stata, ma io credo che tutto questo, il lavoro che si sta facendo in Sardegna, io lo faccio da osservatore esterno, diciamo, questa mia valutazione, sia la strada giusta. Poi ci vorrà il tempo, sarà lungo e faticoso il percorso, e arriveremo da qualche parte, e sperando che poi anche questo si attivi in altre regioni, perché chiudo dicendo che, come tutti sappiamo, ormai la questione della sanità è soltanto in mano alle regioni. I livelli nazionali, i ministeri fanno delle cose a chiacchiere che concludono sempre a costo zero, senza risorse aggiuntive, senza, perché le risorse ce l'hanno le regioni. E quindi ben venga questa ottima iniziativa. Grazie. Grazie Vito. Volevo aggiungere una cosa che adesso mi è passata completamente di testa, intanto che voi insomma ci dite
chi vuole intervenire. Allora, il documento cita velocemente alcune questioni, ad esempio quelle delle dipendenze, no? Noi pensiamo che, così come proponiamo per i servizi di salute mentale comunitari, cioè che non solo i servizi di salute mentale devono essere comunitari, aperti tutti i giorni 24 ore, ma anche i servizi per le dipendenze, e che ci debba essere un lavoro integrato tra i due servizi all'interno del Dipartimento di Salute Mentale. Quella testimonianza che abbiamo letto di questa familiare, poi ne sono arrivate anche tante altre, sono arrivate testimonianze di familiari di persone con problemi di dipendenza che chiedono, come questa famiglia, l'inserimento delle persone in un percorso in comunità terapeutica, proprio perché tutto il problema rimane a carico delle famiglie, e tante volte, questo è un aspetto che noi non abbiamo evidenziato nel documento, ma che esiste ed è drammatico, quando ci si trova davanti a situazioni ingestibili che mettono tutta la famiglia in difficoltà, e i comportamenti delle persone che stanno male arrivano anche a rivolgersi in maniera aggressiva, quindi fisica, verso i propri genitori o altri componenti della famiglia. Alcune volte, e non è raro purtroppo, alcune volte i familiari arrivano a denunciare le persone. Tante volte questo invito ai familiari a denunciare arriva dai servizi, arriva da qualche operatore dei servizi, e qua si apre un'altra storia, un'altra strada ancora più drammatica, perché oltre ad avere questo problema che non si riesce ad affrontare adeguatamente, si apre anche una questione giudiziaria che non si sa come finisce, o si sa come finisce, con le misure di sicurezza, l'invio in carcere e così via. Quindi le questioni legate alla salute mentale sono questioni generali che riguardano veramente ciascuno di noi, perché la sofferenza si manifesta in tante forme, appunto attraverso comportamenti come appunto la DHD o come i problemi di dipendenza, ma alla base di queste manifestazioni che cosa c'è? C'è una condizione di sofferenza mentale, di difficoltà della persona di stare nelle relazioni, di vivere una vita accettabile, di andare a scuola, di trovare un lavoro, di stare con gli amici, di essere risorsa nella comunità. Ecco, quindi tutto parte sempre dalla salute mentale e dal benessere. Questo per dire che è una questione che ci riguarda, che nessuno può sentirsi, come dire, al riparo, no? E quindi non impegnarsi per il diritto alla salute mentale, al benessere e al benessere di tutti. Quindi, lo diceva già Sandro nel suo intervento, utilizzeremo questo tempo da qui nell'anno prossimo, nell'anno che verrà, nel 2026, in cui tra l'altro ci sarà anche il quarantennale dell'ASAP, e quindi i nostri 40 anni di fatiche, che poi dietro questi 40 anni ci sono anche altri anni di fatiche personali, no? Individuali, familiari o di operatori. E quindi in quel quarantennale dell'ASAP cercheremo di fare questo, di andare ovunque in Sardegna a costruire alleanze, a provare a parlare di tutti questi problemi e fare in modo che poi
si realizzi questa conferenza regionale che mette in piedi una piattaforma politica che oggi vede assenti molti soggetti, lo possiamo dire, no? Non solo soggetti istituzionali, no? I governi regionali, il governo nazionale, gli assessorati alla sanità, ma vede assenti anche i partiti politici sono molto assenti rispetto a questi temi, no? Cioè, oggi viviamo una situazione molto differente dagli anni 70 e 80 che hanno caratterizzato le nostre lotte, le nostre conquiste. Oggi anche la politica di partito guarda altrove, non guarda ai problemi reali delle persone, delle società per affrontarli e superarli, guarda altrove. Ecco, quindi noi che con queste nostre azioni facciamo politica attiva, perché di politica attiva si tratta, dobbiamo fare uno sforzo per mantenere aperta questa interlocuzione, non con le istituzioni, con i partiti politici, con le organizzazioni sindacali, perché questi temi diventino oggetto proprio di interesse di tutto questo mondo che sembra distante da noi, ma che non è distante da noi. Sì. Gisela ha usato l'espressione un documento politico. Io credo che l'espressione esatta sia un documento politico-scientifico, perché l'esperienza vasaliana è partita dallo smontaggio del valore epistemologico della psichiatria. Per cui una volta che si dimostra scientificamente come la psichiatria, come sapere, non ha nessuna base solida, da lì si può partire per ricostruire. Ovviamente questo discorso non può che essere politico, per cui non possiamo scindere questi due aspetti che hanno caratterizzato tutto il movimento vasaliano in Italia e di cui noi in qualche modo ci riconosciamo assolutamente. Chi vuole prendere la parola? Prego. Voglio solo aggiungere Ma non ti vedono abbiamo la diretta sui social, quindi allora io tra le collaborazioni di cui Gisella ha appena, quindi istituzioni, partiti politici, partiti eccetera, secondo me, visto che abbiamo parlato di minori, un interlocutore, come possiamo dire, indispensabile è l'istituzione scolastica. E lo dico perché io per diversi anni ho lavorato in ASL e ho fatto le commissioni per le invalidità civili. Arrivavano cataste di domande di invalidità civile per bambini con la diagnosi era ADHD, dislessie. Quindi voglio dire, bambini inviati dalle scuole, segnalati dalle scuole ai genitori, e quindi ovviamente i genitori si attivano, no? per curare i propri figli, quindi le richieste, e quindi noi nella stessa commissione a volte veramente ci chiedevamo, ma cioè, io in particolare poi, se un bambino oggi non è incasellato, incubato in quello che la scuola vuole, in quello che la società vuole, deve essere per forza diagnosticato. Quindi io credo che la scuola sia un'istituzione con la quale, se non l'abbiamo iniziato a fare, iniziare veramente ad interagire in maniera seria. Forse anche
la stessa scuola dovrebbe informarsi dovrebbe coordinare con la neuropsichiatria, fare dei corsi, fare come possiamo dire, degli incontri, perché non può essere che ogni bambino che sia vispo venga diagnosticato. Quindi tra le istituzioni credo che la scuola è fondamentale. Grazie. Sì, grazie per questo intervento, perché sì, la scuola è fondamentale, però noi dal nostro punto di osservazione abbiamo anche notato che tante volte è la scuola che invita i genitori a chiedere, a far dichiarare i propri bambini disabili. A me è capitato anche di recente di occuparmi di una situazione di una persona che da bambino, da piccolissimo, dall'età di 4 anni, era stato diagnosticato con ritardo mentale, commissioni mediche e tutte queste robe qua. Però tante volte, e qui serve chiaramente una società diversa, sono i familiari che chiedono la diagnosi. Cioè i familiari davanti a delle situazioni, no, di bambini particolarmente esuberanti, i genitori si pongono, siccome gira ormai le diagnosi sembrano caramelle, e quindi i genitori dicono: ma non è che il mio bambino ha la DHD o vive una forma di autismo, voglio che venga diagnosticata questa cosa. Quindi tante volte arriva proprio dalle famiglie questa richiesta, quindi non solo sollecitata anche dalla scuola. Oggi sarebbe dovuta essere con noi Carla Puligheddu, la garante dei diritti dei minori e dell'adolescenza, che non poteva essere qua perché c'è un altro impegno importante, sempre nella giornata del 10 dicembre, nel carcere minorile, e quindi Carla è impegnata e quindi insomma comunque mi ha pregato di portarvi i suoi saluti. Quindi anche questo impegno, questo lavoro straordinario che la garante dei diritti dei minori sta facendo e con la quale insomma noi collaboriamo e quindi guardiamo a questo suo impegno con ammirazione, con grande interesse. Lei è un'altra figura istituzionale per noi estremamente importante, così come lo è la garante delle persone private della libertà, Irene Testa. Anche lei oggi non ha potuto essere qui con noi. Poi, va bene, in apertura non vi ho detto che abbiamo chiaramente invitato anche alcune istituzioni, abbiamo invitato a partecipare a questa giornata l'assessore alla sanità che non c'è più, abbiamo invitato anche l'assessora al lavoro, che è insomma l'assessorato che sostiene anche economicamente la nostra organizzazione, l'attività dell'ASAP, e quindi ci è sembrato importante invitare anche l'assessora, il sindaco. Abbiamo invitato il sindaco di Cagliari, il direttore generale dell'ASL 8, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari. Insomma, vedremo se nel proseguo insomma di questi nostri incontri ci potrà essere anche la loro partecipazione, che oggi non c'è. Quindi vi chiedo ancora se qualcuno vuole intervenire. Intanto che voi ci pensate, Gerardo e Anna ci... Non sono venuti perché non escono di casa, Gisella. Che fai, non esci di casa?
non esce di casa. E non c'ho la chiave. Non c'ho la chiave. Mi dicono che sono sporco, pazzo, irresponsabile, analfabeta, solo perché non seguo la massa degli obbedienti, non ascolto i programmi del potere, non mi trovo con la televisione, non mi faccio prendere per il culo dai politici e tantomeno dai giornalisti. Mi dicono che non valgo nulla, come se il valore fosse dettato dall'obbedienza, dal silenzio della violenza, dal mettersi in ginocchio davanti ai governanti, dal copiare gli altri artisti, dal seguire le loro leggi. E allora io rispondo: se questo è il vostro valore, allora io sono ben lieto di non valere nulla, di essere un semplice pazzo analfabeta senza valore. Non esci di casa, non ho la chiave. Non esci di casa, mai, da parecchi anni. Ad un certo punto della mia vita ho fatto dei calcoli precisi, che se io esco di casa per trovare la compagnia di una persona intelligente, di una persona onesta, mi trovo ad affrontare in media il rischio di incontrare 12 ladri e 7 imbecilli che stanno lì pronti a comunicarmi le loro opinioni sull'umanità, sul governo, sull'amministrazione municipale, su Moravia, e le pare che valga la pena? Non esci di casa. No. Bisogna diventare matti da legare. Bisogna diventare fuoco, ignescere, tornare selvatici e analfabeti per trovare la chiave. Bravi. Grazie a Gerardo e Anna che ci accompagnano sempre in queste nostre iniziative. Allora, se non ci sono, ok? Vieni. No, mi imbarazza molto per No, vieni con noi. Vieni qua. non palcoscenico. No, che palcoscenico, sei una sala. Non ci portano il brodo. Buongiorno. Mi chiedevo se nella costituzione di questa conferenza tavolo tecnico, non so se siamo due cose diverse, si ascoltasse o si sentisse la necessità, una cosa che io mi sono posta, l'apporto e l'intervento delle associazioni di automutualismo, che mi sembra che stiamo vivendo, quindi soprattutto associazioni di familiari. Ci sono i famosi cristiani, ci sono Alanon, che invece sono un'associazione autonoma da cristiani, però supporta i familiari di alcolisti ma anche di tossicodipendenti, e poi c'è anche motivi anonimi, insomma ci sono queste che a quanto so sul territorio, almeno quelle che stanno sul territorio, altre sono online, stanno lavorando bene, e devo dire che a quanto so delle amiche che alcune sono riuscite a sottrarsi alle violenze di mariti.
che grazie a questa associazione, non è un'associazione come possiamo pensare, tipo un telefono amico dove si va a riversare tutte le proprie angosce, lamentele. No, sono associazioni strutturate con un percorso. Fanno un percorso difficile, peraltro, che è quello modellato poi sul percorso di Alcolisti Anonimi. Parlo di 12 passi, non so se siamo conosciuti, ce ne sono diverse appunto modellate su questo percorso dei 12 passi. E si fa veramente un lavoro di consapevolezza che sarebbe... Io so soprattutto di Malanon, dove sono soprattutto donne. E gli uomini fanno capolino e poi scompaiono. Le donne sono madri, mogli, figlie. E io so che stanno facendo un percorso che li sta salvando dall'angoscia, hanno trovato soccorso in momenti tremendi, anche un soccorso proprio di intervento fisico tra gli amici di questa associazione, momenti tremendi, i momenti in cui si trovavano rinchiuse in soffitta con i bambini, con il marito che imperversava piano di sotto, rompendo, distruggendo oggetti e così via, oppure anche mamme di tossicodipendenti. Anche questi spesso violenti, e storie effettivamente piuttosto toccanti. Allora io, riflettendo anche su questo splendido documento che è stato presentato, dal punto di vista di, ecco, che cosa intendiamo, come si può lavorare? Voglio dire, questi centri aperti H24 di supporto, ecco, ma che tipo di percorso intendono fare? Semplicemente la pacca sulle spalle, oppure quello che fanno adesso, ti danno l'ansiolitico, vabbè, ci sono tra queste donne di queste associazioni, ci sono persone che sono andate in preda alla dipendenza da benzodiazepine, cioè perché così il medico di famiglia diceva c'è il marito alcolista, violento, tu prenditi una benzodiazepina e dormi la notte, cioè è così. Alla fine sono diventate loro dipendenti da farmaci. Invece voglio dire, in queste associazioni hanno dei programmi, hanno dei percorsi. Quali sono i percorsi di cura? Un po' come si fa nelle comunità. Insomma, molti figli di queste persone sono in comunità terapeutica perché non riuscivano a contenerli in altro modo. Cioè voglio dire, ci sono dei modelli di cura, di percorso. Queste persone che convivono con la malattia mentale, con la tossicodipendenza, sono ammalate, hanno la consapevolezza, prendono la consapevolezza di essersi ammalate loro. E che cosa fanno? Come si curano? Ma non le curano i medici di base, anche perché spesso queste persone si vergognano, c'è la vergogna, non escono, chi sono, chi sono i familiari dei dipendenti, ma parlo anche dei malati mentali. Appunto non si espongono, non si vergognano, c'è anche la negazione, cioè sono donne che vivono in preda a incubi e non si rendono conto che è la convivenza con il malato mentale, con l'alcolista, con il tossicodipendente. E poi arrivano a compiere i gesti estremi. E vabbè, la depressa. Mi viene veramente da pensare agli autori di reati, di omicidi, femminicidi, ecco, chi sono? Chi sono questi maschi, questi mariti? No? Quindi si fanno le manifestazioni per ricordare, insomma, queste donne sterminate, poi ci si chiede, e chi è che le ha ammazzate?
menti perversi o cattivi, sono cattivi, perché i maschi sono cattivi e violenti, ma sono dei malati mentali, spesso lo sappiamo, spesso sono dei tossicodipendenti che uccidono sotto l'effetto delle sostanze. Ecco, vorrei che da questa conferenza, insomma, che si lavorasse anche veramente su dei percorsi, concretamente come si lavora. Queste associazioni lavorano sulla consapevolezza, che è un bene incredibile, veramente. Non so. Grazie. Vieni. Sì. Vieni pure. Vieni pure, vieni. Andiamo, sì, grazie. Allora, Chiara. Vieni. Sì. No, io sono Gennaro. Allora, non dovrei prendere la parola perché sono arrivato tardissimo, per cui... No, siediti perché sennò non ti riprendo. Per cui, non so quello che vi siete detti, ma credo in parte di immaginarlo. È più forte di me e sento il bisogno di dare un contributo, mi sembra un dovere civico. Magari dirò delle cose che forse già sapete. Allora, io sto vivendo un'esperienza molto buona dai primi di aprile a quarto, anche sulla località Cagliari, al centro, allo spazio Michelangelo Pira. Non so se ci siete andati. Io seppi di questo spazio il giorno dopo l'inaugurazione, siccome Michelangelo Pira era stato il relatore della mia tesi di laurea tanto tempo fa, perché ci sono un po' affezionato, cioè era una tesi di laurea sulla tossicodipendenza in altri tempi. Allora da lì ho iniziato a frequentare ed è lo spazio che io sognavo quando una vita fa parlavamo di centri di aggregazione sociale, eccetera, non altri temi. E in effetti lì lo dico perché mi piace condividere le cose belle, no? Dobbiamo sempre poi, oltre che prendere atto di quello che non va, non soltanto avere delle idee su come potrebbero andare diversamente le cose, ma soprattutto riportare le cose che già stanno funzionando. E lì io vedo tanti occhi lucidi di tanta gente che ha trovato quello che forse cercava senza saperlo, no? Cioè io stesso, vabbè, lì ho fatto in primavera, ricominceremo dopo le vacanze a fare dei laboratori di pratica filosofica di comunità. Non voglio allungarmi su questo. Cioè io per 41 anni ho fatto l'insegnante, avrei qualcosina da dire anche sulla scuola. Però poi faccio parte del CRIF, il Centro di Ricerca sulle Indagini Filosofiche, e facciamo pratica filosofica di comunità, che non ha niente a che fare con la storia della filosofia, ma ha a che fare con quello di cui parliamo, cioè col costruire insieme percorsi di consapevolezza, dove ognuno è protagonista insieme agli altri e dove si mettono in discussione le dimensioni cognitive, emotive, relazionali, e dove poi, immersi in una situazione pratica, scopriamo che c'è un'altra possibilità di essere me stesso, non più per me stesso senza speranza o negativo, oppure che è meglio di non essere nessuno, essere un tossicodipendente, ma un me stesso che ha un potenziale che posso mettere in campo insieme agli altri. Ma queste cose non le dico dalla teoria, le dico proprio perché la pratica l'ha insegnato la teoria, non so se mi sto spiegando. Ecco, perché lo spazio Pira, ad esempio, sabato, io ero l'ultima volta che sono andato, ma non è tanto tempo fa, c'è un laboratorio messo su da Simona Boi, da Daniela Porro e Roberto Magnabosco, che si chiama Armonie d'insieme, no? E dove si fa un po' di tante cose e la gente è contentissima. Io per primo, se sono contento io, ecco, e lì si fanno tante altre cose. Lì c'è, visto che parlavate di gruppi di autogruppo aiuto, c'è un gruppo che si chiama L'Atto B, che forse conosciamo. Ok, poi ognuno ha anche i suoi difetti, le sue inadeguatezze, perché tutti quanti siamo anche questa roba qua. Però abbiamo anche tante cose belle da mettere in campo. Ieri non sono potuto andare, ma avrei partecipato come tutti i martedì a un laboratorio di meditazione con i tamburi,
guidato da un collega, un caro amico che è stato tanti anni in Canada con gli indiani d'America, eccetera. Cioè queste sono quelle cose di cui abbiamo tutti quanti molto bisogno. Tornando un attimino al mondo della scuola invece, e lì c'è da ribaltare un po' tutto. Ad esempio, proprio io la settimana prossima, se dico io non lo dico nel senso che a un certo punto ognuno dice porta quello che può portare. C'è una cara amica, ce ne sono poche, che insegna a Mulavera, no? E a cui ho dato una mano perché lei è quell'insegnante un po' diversa. L'anno scorso era una scuola un pochino di frontiera a Capoterra, no? Dove tutto è fuori dalla normativa per la costruzione delle classi, eccetera. E questa l'hanno mandata a Mulavera, pure lei è una psicologa, una psicoterapeuta, però mi ha detto mi piacerebbe che venisse a Mulavera. Abbiamo detto vabbè, io vengo anche a gratis, non me ne importa nulla, anzi mi dà molta più libertà, anche se quei soldi dobbiamo anche farci i conti, però a volte ci sono delle cose che si possono fare anche così, come uno mette appunto la barca a vela, ma può fare altre cose in cui crede. E cosa volevo dire? Dovevamo lavorare con le prime classi, poi ma qui abbiamo 5 classi molto difficili, vabbè, iniziamo con 5 classi molto difficili. Però lì cioè, è proprio cioè non credo assolutamente 41 anni di insegnamento che i comportamenti cambino, bisogna che cambino gli atteggiamenti, soltanto perché c'è l'esperto, come si fa da sempre e si continuerà a fare per sempre, che parla ai ragazzi di bullismo e spiega tutte le cose, cioè non è con l'esposizione dei contenuti che si cambia, ma è con l'immersione, dove tu ci sei dentro tutto quanto. E ti giochi, sapendo che tutto sommato è un gioco che vale la pena di essere giocato, no? Ecco, quasi nell'altra della filosofia di comunità c'è uno che facilita ai ragazzi, anzi, quando sono io che provo a fare queste cose con tutti i miei limiti, chiedo, perché non puoi pretenderlo, però invito tutti gli adulti presenti, e in genere in queste situazioni gli adulti presenti qualche volta sono più numerosi dei ragazzi, gli educatori, gli insegnanti di sostegno, a mettersi in cerchio anche loro e a giocare nel senso non mettersi cioè spendersi, ecco, cioè tirare fuori le idee, tirare fuori la parte emotiva, eccetera. A volte ci riesco, sono d'accordo con quello che è stato detto prima, in genere i più riluttanti sono i maschi, i maschi sono meno abituati a mettersi in gioco, anche perché lì c'è il rischio di dover chiamare in causa anche il vissuto emotivo, eccetera, eccetera, e lì per una questione che non è una colpa, però tutto sommato su quel fronte non abbiamo molta dimestichezza perché non ci è stato detto che esiste nemmeno, no? Ecco, però ecco, così facendo, cioè, possono cambiare le cose e tutto sommato anche noi che diamo il nostro contributo impariamo infinitamente perché anche noi non sappiamo esattamente quello che poi succederà, perché vai lì con certe idee, con certe proposte, però poi alla fine quello su cui si finirà per discutere, per confrontarsi, emergerà da quello che ognuno metterà in campo. Per cui tu magari sei andato con l'idea di fare una certa cosa e invece si dovrà parlare e se la dobbiamo giocare su un altro fronte. Però è così che le cose si possono fare anche se non è assolutamente facile alla portata di mano. Grazie. Grazie per questa testimonianza. Sì, intanto lo sai. Allora, chiaramente noi conosciamo bene il centro culturale, lo spazio Pira di Quartu, abbiamo anche noi organizzato degli eventi quest'anno. Allora, la giornata di oggi praticamente aveva come finalità quella di presentare un documento su quelle che sono le criticità di un sistema e le difficoltà che quotidianamente le persone e le famiglie vivono perché i servizi non sono all'altezza della sfida. Questo è il punto. Ma buone pratiche nel territorio, quindi questo di oggi non era un incontro sulle cose belle che per fortuna esistono, perché sennò ci saremmo già sparati un colpo in testa, no? In tanti. E quindi c'è lo spazio Pira che organizza eventi, le organizzazioni del territorio
propongono eventi che lo spazio Pira accoglie, e ci sono anche altre iniziative, ad esempio a Cagliari c'è Artes, questo spazio culturale molto importante, gestito da una cooperativa, un servizio dell'amministrazione comunale di Cagliari, mentre lo spazio Pira è messo a disposizione dell'amministrazione comunale di Quarto. Quindi c'è alcune cose esistono e ci sono, e per fortuna le persone vi partecipano, ma rispetto alle condizioni di difficoltà che le persone vivono, quegli spazi sono un pochetto di ossigeno. Noi vorremmo che queste cose, che queste iniziative fossero la normalità ovunque sul territorio regionale, fortemente sostenute, finanziate dall'istituzione pubblica, e in modo particolare noi vogliamo che gli spazi pubblici, quindi servizi deputati alla presa in cura delle persone, minori, adulti, qualunque problema abbiano, salute mentale, tossicodipendenza, alcolismo, ADHD, qualunque situazione le persone minori o adulte si trovano a vivere, devono avere un luogo chiaro, individuabile, immediatamente raggiungibile, immediatamente sempre, pubblico, gestito dai servizi pubblici, che risponda non solo alle urgenze, alle emergenze, ma alla costruzione dei percorsi di ripresa, dei percorsi di uscita da queste condizioni di difficoltà. O ancora meglio, che questi servizi pubblici deputati alla presa in cura intervengano nelle azioni di prevenzione, perché si può prevenire l'uso delle sostanze, si può anche prevenire che una condizione di sofferenza e di difficoltà si trasformi in disturbo mentale conclamato. Quindi c'è anche tutto questo lavoro di prevenzione che l'istituzione pubblica deve garantire, la scuola, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, eccetera. Nel corso di quest'anno, che faremo diversi incontri in giro per la Sardegna, noi non solo metteremo in evidenza le criticità e diremo che cosa bisogna fare tutti insieme per superarle, ma emergeranno anche queste buone pratiche che per fortuna esistono, ma che vanno moltiplicate, vanno decisamente moltiplicate, perché le persone che frequentano questi luoghi sono chiaramente una parte minimissima della società sarda, perché c'è un'altra parte che si sente abbandonata, affranta, disperata, ed è a quella parte che noi dobbiamo guardare, non a quelli che stanno bene, a quelli che stanno male. Ecco, questo volevo un po' rimarcarlo. Grazie Gisella. Io mi faccio portavoce di un'altra mamma che conosco da 20 anni, e una onestissima e bravissima signora, una lavoratrice che ha 3 figli, il primo dei quali però ha sempre dato problemi. Praticamente ha trascorso metà della sua vita tra il carcere minorile e il carcere di Urta, e prima ancora il Buoncammino. È amato, ha 2 fratelli che a questo punto l'hanno abbandonato perché non vogliono essere messi, diciamo, sullo stesso piano, perché è considerato da tutti irrecuperabile. Come? Attualmente è in carcere a Urta, e essendo che il carcere è praticamente super affollato, eccetera, lo vogliono fare uscire e lo metterebbero, secondo l'avvocato, ai domiciliari. Il problema è che non ha casa.
la mamma assolutamente non se la sente di ospitarlo perché è scomparso tutto, dalle catenelle del battesimo a tutto quanto poteva essere venduto, le radio, eccetera. Quindi non è, e le do ragione, non è il caso. E i fratelli neanche vogliono sentirne parlare, e quindi si sente dire dall'avvocato che è stato preso in considerazione il fatto di mettergli il braccialetto elettronico e se trova una casa, bene, altrimenti alla REMS di Capoterra. La REMS di Capoterra, io sono andata a visitarla capo al mondo, cioè non c'è niente. E come può uno migliorare là, insomma? Chiaramente lui ha detto che si taglia le vene, ovviamente. E quindi, la mia richiesta è questa: perché non si fanno alloggi per queste persone, alloggi comunali, in modo che uno non si trovi in mezzo alla strada? Non si tratta di chiedere degli appartamenti di lusso, assolutamente, qualcosa di minimo. Lui ha vissuto anche a Via Po, in 2x2 la stanza, senza finestra, e si apriva la porta e la zanzariera. Per lui va bene anche così, ma è tutto pieno, è tutto pieno. Si cerca di promuovere la richiesta di fare più alloggi per queste persone. Normali, non di lusso, al minimo per sopravvivere, se non ci sono soldi. Se ci sono soldi, va bene, qualcosa di meglio, è chiaro. E quindi la mamma è angosciatissima e ha detto: ma com'è possibile? Cioè, alla REMS di Capoterra proprio, perché gli hanno detto è considerato irrecuperabile, capito? E ha 44 anni. Ragazzo. Non è vecchio. Un anno piccolo di mano, 45 anni. E quindi questa mamma stamattina, quando l'ho invitata a venire con me, ha detto: no, non me la sento di parlare, sono molto angosciata, vai tu, vabbè, vado io. E quindi questo è il quadro tristissimo. Ha avuto delle brave assistenti sociali del comune di Scali, di questo di nome, Sara Voi, si è interessata tanto ed è molto valida, però alla resa dei conti adesso non c'è niente. Sono gli strumenti. Vi ringrazio. Grazie molte anche per questa testimonianza. I servizi sociali, noi abbiamo rapporti diretti non solo con i servizi territoriali di salute mentale, ma anche con i servizi sociali dei comuni, perché affrontiamo tutti i giorni situazioni di questo tipo. E io ho sempre registrato una assoluta disponibilità anche da parte dei servizi sociali a trovare delle soluzioni. Quindi il punto è che non ci sono gli strumenti, questa è la questione. Quindi non abbiamo alloggi, noi non abbiamo nei nostri comuni la disponibilità di case, di alloggi dove anche una persona che esce dal carcere, una persona che si può evitare che vada in carcere, può anche avere la misura di sicurezza, no? Anche in un alloggio, in una casa, sostenuti nella casa, ma non ce ne sono. Nel nostro territorio non ci sono neppure appartamenti da prendere in affitto. Le persone stanno trovando enormi difficoltà a trovare case da prendere in affitto. Figuriamoci alloggi messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. Servono risorse per fare questo. E purtroppo l'emergenza principale delle amministrazioni comunali è l'emergenza povertà, cioè intervengono sulla povertà per aiutare le persone anche a sopravvivere. Quindi c'è tutto un lavoro da fare di cui è responsabile l'istituzione regionale per rispondere a tutti questi bisogni, alla complessità di questi bisogni, con gli strumenti che servono: la casa, il lavoro, i servizi aperti, individuabili, funzionanti, con tutti i professionisti che servono. Oggi la nostra situazione è diversa, è critica, ovunque è critica, questo è il punto. E quindi ognuno di noi deve fare la sua parte. Quindi le famiglie, noi
e lo diciamo continuamente ai familiari che si rivolgono a noi, non devono abbandonare l'impegno, non devono rinunciare a credere che è possibile cambiare, che è possibile avere una risposta adeguata a quello specifico problema e che insieme si deve lavorare, insieme le famiglie, le persone, i cittadini, i servizi, gli operatori dei servizi, insieme per trasformare questo sistema che crea sofferenza alle persone, che crea abbandono, che crea cronicizzazione, che crea povertà. Quindi un sistema da cambiare e su cui tutti quanti dobbiamo sentirci impegnati in prima persona. Ci sono altri interventi? Altrimenti do la parola a Sandro e a Vito per ultime parole e possiamo salutarci. Vito, vuoi aggiungere? Sì, solo una cosa. Il problema che come adesso ultimamente, l'ultimo intervento della signora, io ho solo una riflessione, credo che abbiamo già pure qualche volta fatto sul problema dell'abitare, della casa. Io credo che in questo i comuni non interverranno, hanno già i loro problemi dell'emergenza casa per famiglie con bambini, eccetera, e non interverranno mai su questa cosa. Il problema è che i servizi possono e devono intervenire, mettendo a disposizione dei soldi, dei fondi, sotto forma di contributo, come vogliamo, eccetera. Perché un appartamento, per quanto è difficile, come dice Gisella, reperirlo sul mercato, perché adesso stanno diventando pure qua, tutto B&B, eccetera, eccetera, è difficile, però anche se dovesse costare un po' di più, è sempre una scelta da fare da parte dei servizi, perché un ragazzo del SED che mandano in una comunità gli costa 70.000 euro all'anno, se investono 20.000 euro all'anno per un appartamento, sembra una cosa che è meglio per il paziente. Certo, è più oneroso in termini di lavoro per i servizi che ci devono lavorare, poi in un appartamento questa persona devono seguirlo, fare eccetera, e vabbè, è il lavoro dei servizi questo. Però piuttosto che carcere, comunità o REMS addirittura. Il posto in REMS è stato calcolato a livello nazionale sui 500 euro al giorno, un posto in REMS. Allora, se questi ragionamenti che non sono di tipo ragionieristico, ma sono semplicemente di bilancio anche di un servizio, una struttura complessa che gestisce il budget, gestisce le risorse, a queste cose si deve pure pensare in qualche modo. Io questa cosa dei servizi che devono fare delle scelte un po' diverse, io questa cosa la solleciterei un po', ecco, solo questo. Grazie. Sì, volevo solo aggiungere una cosa sulle REMS. Tra l'altro, siccome sono sempre luoghi di custodia, non sempre le persone, anzi raramente le persone si adeguano a quelle regole, no? A quella privazione della libertà, perché comunque anche lì è una privazione totale della libertà all'interno delle REMS. E infatti poi cosa succede? Che le persone entrano nelle REMS, si prorogano le misure di sicurezza perché sul territorio non c'è quella risposta che ci deve essere per far uscire le persone dal carcere, dalla REMS, eccetera. Mi è stata raccontata in questi giorni una storia drammatica di una REMS non sarda, della Lombardia, in cui un ragazzo, una persona giovane che avrà insomma una quarantina d'anni, sta dentro una REMS, per dirvi come siamo messi in generale anche nel resto d'Italia. Siccome è difficile gestire i suoi comportamenti, la sua aggressività, la sua opposizione, hanno trovato questa soluzione di tenerlo chiuso in una stanza, in una cella praticamente, tutto il giorno. Esce un'ora al giorno, perché gli operatori delle REMS, come gli operatori delle comunità,
hanno un numero limitato di operatori, quindi non pensate che nelle REMS ci sono operatori in rapporto di 1 a 1 come dovrebbe essere se vuoi fare un lavoro intensivo, un lavoro realmente riabilitativo, cioè che lavori veramente sulle persone, con le persone. Quindi siccome quella REMS non ce l'ha, questa possibilità di affiancargli 24 ore su 24 una persona, è chiuso nella sua cella, diciamo così, perché una stanza chiusa quasi 24 ore al giorno è una cella, esce un'ora al giorno. Ecco, quindi noi non possiamo neanche invocare, capito, che devi andare in carcere, che devi andare in REMS, che devi andare al CPR, perché sappiamo cosa sono questi luoghi, anche la fatica degli operatori che lavorano in questi luoghi, a parte il CPR che va demolito all'istante, perché lì ci sono anche responsabilità gravissime dei privati che gestiscono i CPR. Nel nostro piccolo vorremmo cambiare il mondo e cambiare la società e cambiare la scienza, però questo desiderio che da sempre abbiamo avuto ogni tanto si realizza. Adesso mi è venuto in mente che in Sardegna l'ultimo piano sanitario regionale è data 20 anni fa, era per il 2006-2008, e in quel piano sanitario regionale della Sardegna, l'ultimo, c'era un progetto obiettivo sulla salute mentale, gestito da Nerina Di Lindini come assessore, Giovanna Del Giudice, eccetera, eccetera. E lì quello che si è diffuso nella cultura dei servizi era che oltre alla conoscenza dei farmaci, psicoterapia e quant'altro, c'erano 3 pilastri che andavano assolutamente rispettati: la casa, il lavoro, gli affetti, le relazioni. E quindi abbiamo vissuto in quel periodo cosa si può fare, anche con poche risorse a volte, però se le istituzioni, la società e la scienza si mettono al servizio veramente della persona. Il pastore prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise ad esaminarle l'una dopo l'altra con grande cura e attenzione, separando le buone dalle guaste. Gli proposi di aiutarlo, mi rispose che era affar suo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta qui la nostra conversazione. Quando ebbe messo in parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da 10. Così facendo, eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé trovato e sistemato 100 ghiande perfette, si fermò e andò a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Poche ore dopo, al risveglio, il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. Prima di uscire, bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande meticolosamente scelte e contate. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro della grossezza di un pollice e lunga 1,5 metri. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopodiché turava di nuovo il buco. Piantava querce,
piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale o fosse proprietà di gente che non se ne curava. Non gli interessava conoscere i proprietari. Piantava querce. Piantò così le 100 ghiande con estrema cura e attenzione. Da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati 100.000. Di 100.000 ne erano spuntati 20.000. Di quei 20.000 contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza e soprattutto della bruttura umana. Restavano comunque 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Si chiamava Elzéar Bouffier. Oggi si chiama Yacouba Sawadogo e nel Burkina Faso, la sua terra, ogni giorno pianta alberi nel deserto per fermare di siccità e desertificazione. Lo definiscono un pazzo, un eretico, ma lui ha semplicemente detto: forse la nostra libertà è proprio stare su un albero. Grazie. Anna Paola. Grazie. Con le parole di Gerardo e la musica di Anna ci salutiamo. Grazie a tutte e a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie.